Ciao ragazzi, benvenuti a Prata nel giorno del San Michele, il 29 settembre preciso, una data simbolica estremamente importante per gli allevatori di questo territorio, perché quella era la data alla quale si scendeva a valle dall'alpeggio. Dopo mesi trascorsi in quota, le vacche tornano nelle stalle e ricominciano la loro vita, ma questa da tantissimo tempo diventa l'occasione per gli allevatori per parlare tra di loro, per confrontarsi, ma soprattutto per far festa. Ed è una festa profondamente radicata nel loro spirito e nel loro cuore. È la nostra anima. La fiera di San Michele è tutto per noi. Vuol dire finire la stagione delle maghe, arrivare giù dalle maghe per arrivare qua prima delle stalle e fermarci qua per confrontarci, per vedere se le maghe veramente hanno portato giù dei belli animali. Se gli animali erano forti quest'anno. Che è l'orgoglio. C'è una sfida anche fra noi allevatori di trovare chi ha la mandria migliore fra di noi. Una sfida amichevole perché è un giorno di festa per noi e deve essere così. Noi dobbiamo far festa oggi, è un giorno di festa. Ci ritroviamo tutti qua dopo un'estate passata sulle maghe con tutti i disguidi che ci sono stati, i pericoli che ci sono sulle maghe, la siccità di quest'anno che ci ha un po' fatto tribulare. Ma oggi ci ritroviamo qua e non parliamo solo di far festa oggi. Questo comunque è un evento che scrive la vostra storia, sì. O sbaglio? Sono sempre meno le fiere fatte in questo modo. Sono sempre meno, vorrei dire che non sarà l'unica, ma è una delle poche rimaste come facevano 100-200 anni fa. Questa è una fiera che non c'è neanche l'anno che è stata cominciata a farla, si parla che ha più di 200 anni questa fiera. E dove deve proseguire per sempre, secondo me. Una volta era differente perché venivano giù tutti gli animali dalle maghe e venivano qua e c'era proprio una vendita degli animali, una compravendita, perché se c'era un anno di siccità chi aveva 5-6 mucche e non aveva fieno per mantenerle doveva venderne 2 o 3. Se c'era quell'anno che c'era più fieno uno ne comprava 1, 2 e qua si radunava, si vendevano i vitelli. Si vendevano i maiali che c'erano sulle maghe, i cavalli, tutto quello che veniva giù dalle maghe veniva qua e qua c'era il vero mercato. E adesso vi faccio vedere come un tempo si svolgevano le contrattazioni per acquistare una vacca. Preparatevi. Il signore qua, questa bestia qua. Quanti soldi vede là? Quanti soldi che la metti? Ah, sta qua perché detto che bella che n'è. La vacca, la carne. Ah, poi 2.000 euro. 2.000 euro? A te mi dai anche sua sorella per 2.000 euro? No. E tu hai visto come è? Guarda, raga, la carne. Le patate, i muscoli. Sì, ma quanti anni gara che... Dai! Lei è una piccoletta! Dai, per 1.500, dai, 1.500. Femorite. Allora, ogni volta che trattiamo cresce di 100 euro alla volta. Sì, non volete da fare. Quanto metto? Al massimo, quanto metto? 1.500. No, Niente. 1.900, via. 1.700. Vai qua. 1.700. Aspetta. Perché lei 1.600, via. 1.600, via. No, femorite. Ormai te ne sei. No, caro, no, femorite. No, femorite. Mi fa fermo. No, vediamo se dire media toppa. 1.650, via. 1.650, basta, fine, Ok, basta. Ugo, ma se faceva davvero così una volta? Io ho sempre fatto così, anche costa 80 anni, Caspita, una volta qua ho sempre venduto le vacche a San Michele, le vendevo in una battuta di mano, preso e qua combinavano. E non si scappava la parola? No, cioè una volta combinavano sulla parola. Adesso parola non c'è più. Adesso però una volta, fermo ancora anche adesso perché tipo mio amico qua, Lugo Boni che qua, è davvero un mediatore. No, ma lui fa quel mestiere lì, combiniamo, è un po' duretta perché lui tira di là, mi tiro di qua, insomma ognuno tira. Comunque tira te compra bene, compra bene, vero? Spero che i soldi paga la pappina che il mammolasto ogni volta che porca mi
Questi sono i simboli più importanti della festa, i campanacci che vengono dati ai vincitori delle categorie dopo la sfilata delle vacche e delle mazze. Perché mantenere queste tradizioni, Michele? Le manteniamo perché venivamo qua da bambini con i nostri padri, i nostri nonni e ci hanno insegnato che dobbiamo mantenerle queste feste. L'impressione che ho è che qua può il grandinato, può il nevegare, ma beate che sì. Noi ci siamo qua, questa è la nostra festa e dobbiamo mantenerla. Tanta gente comunque. Tanta gente, nonostante il tempo non ci abbia voluto bene, però noi allevatori ci siamo e come vedi Stefano, qua gli allevatori non hanno paura del fango, della pioggia, ci siamo sempre. Ho iniziato a gareggiare nel ring, avevo 11 anni, con i miei fratelli. Sempre da qua. Sempre da qua. Perché ti emozioni, Michele? Poi ci abbiamo nel cuore.